Senti, io veramente sentivo come cantavi il Bar Carolo Domano. A un certo momento c'è una frase che dice ognuno, come dice la prima strofa che fa? Già da un anno è passata, com'è? Disgraziato chi soffre. Ecco qua. Il cantante è ricchissimo, grazie. ricco di voce, chiaramente. Io devo farvi dei complimenti perché sto assistendo a questa trasmissione che è veramente così estemporanea, così a braccio, senza un copione, succedono delle cose, quello taglia, quell'altro cuce, quell'altro. È molto bello questo. Questo è il bello della diretta, direbbe qualcuno. È il bello della diretta. Beh, complimenti ad Adolfo Lippi che è il regista e queste cose li sa inquadrare. Facciamolo questo applauso a Lippi, via. No. Ecco, io mi rifaccio allo spirito della trasmissione che è tutto improvvisato. Io adesso desidero fare un'improvvisazione sia a me che alla mia famiglia e al pubblico. Siccome l'avete visto prima inquadrato, io prima ho salutato Andrea Celeste e Aurora che sono le mie due bambine, ma qui ho un altro bambino che è mio figlio, che è leggermente più alto di me. Questa è una cosa improvvisata che rientra nello spirito della trasmissione. Mauro, vieni qua, fatti vedere. E Lippi ti ha preso. Penso che sia simpatico. Ecco, vedete che è più alto di me. Vuoi salutare il pubblico? Vedete, questo nessuno lo sapeva, non lo sapeva né il regista, nessuno. È una cosa che è venuta così all'improvviso. Neanche lui. È perché mi ha ispirato la trasmissione e lo spirito della trasmissione, ma lui lo sapeva, che mi è congeniale. Complimenti, veramente, così si devono fare le trasmissioni. Allora, Claudio, io dicevo prima, cantante ricchissimo di voce. Grazie. Senti, questo modulare la voce, come fai te? Sì. Qual è la sua origine? L'origine, vuol dire, del gorgheggio? Sì. Che non lo sanno fare tutti, però appunto lo chiedo a te per questo. Appunto. No, è una espressione popolare, cioè il gorgheggio viene dal popolo, cioè come vengono i poeti dal popolo. Se non ci fosse stato il popolo non sarebbe esistito Gioacchino Belli, non sarebbe esistito Trilussa né Pascarella, come a Milano il Porta. Voglio dire, i dialetti e il popolo, il parlare, il modo di fraseggiare del popolo. Per esempio c'è, non so, per esempio uno Stagnino, un Fornaro popolare, una lavandaia, che quando sta lì a lavare i panni non è che si preoccupa di fare delle cose raffinate, fa scrivimi, non lasciarmi più in pena. Ecco, vedi che viene. Appunto, io vedo che oltre a cantare molto tu parli anche molto. Senti, Claudio, noi prima ma fai bene anche perché giochi in casa oggi, quindi mi pare giusto. Non gioco in casa, sto a Milano, ma insomma, no, dico la trasmissione è dedicata al Lazio. Senti, tu hai prima noi parlavamo stando a Roma, noi parlavamo prima di Cinecittà. Tu col cinema come sei messo? Hai fatto già io ho fatto 24, quello c'ha pompa, vedi, pompa, fa no, vuol dire stringere. No, io ho fatto 24 film e dirò che molti produttori, per esempio i fratelli Cecchi Gori, all'inizio hanno prodotto molti miei film, soltanto che io non ho avuto la fortuna che nei miei film io ero il più bravo e il più cane, non ho avuto grandi registi, non avevo grandi nomi accanto a me. Hai avuto fortuna nella musica? Musicali che hanno incassato, direi, miliardi. Cosa ci canti dal vivo? Oggi? Benissimo, un altro brano meraviglioso dal titolo A facce denunziata. Per voi Claudio Villa. Grazie. Che belle queste trasmissioni casine. Che è l'ultima puntata questa? Forse per me. A facce denunziate, cuore adorato, che sta nottata in vita a e nel cielo è tutto quanto imbrillantato, la luna manda scassi, lo specchio
tra loro un bacio. E ci vediamo a Salia di Albenga questa sera. Grazie.